Ed ora parliamo di un altro spettacolo a favore di una associazione che sta per festeggiare i 25 anni. Parliamo dell'Alzheimer, una delle patologie senili più diffuse, più invalidanti, ma ci sono associazioni che possono dare sollievo e cure agli ammalati e alle loro famiglie. Vediamo. L'Italia è tra i paesi più anziani al mondo, con un'aspettativa di vita attorno agli 85 anni, in una classifica guidata dal Giappone. Una buona notizia che, a guardar bene, però ne contiene altre meno positive. Una popolazione anziana comporta una più alta incidenza di patologie legate all'età. Tra queste, l'Alzheimer è la forma di demenza più diffusa e più subdola. Un male che ruba l'identità alla persona che ne soffre, privandola dei ricordi, ma che mette a durissima prova anche chi dell'ammalato si occupa e dunque dell'intero suo nucleo familiare. Se la battaglia contro questa malattia si può combattere con tante frecce al proprio arco, è in gran parte grazie alla realtà come Associazione Alzheimer Verona, che mercoledì 23 agosto festeggerà i 25 anni di attività con un concerto al Teatro Romano dal titolo Canto Libero, rilettura dei brani di Mogol Battisti da parte della SIP Band. Abbiamo 20 professionisti che affiancano, 20 professionisti della riabilitazione, che sono psicologi, educatori, musicoterapisti, psicomotricisti, fisioterapisti. È importante che ci sia il cuore del volontariato e la professionalità dei nostri appunto professionisti. I volontari, un'ottantina attivi. Poi in realtà tutte le famiglie fanno volontariato involontario nelle loro famiglie, perché la famiglia è il primo mattone della società e quindi deve farsi questo carico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2016 ha lanciato un appello: per contrastare l'Alzheimer occorre creare una comunità consapevole. L'associazione veronese lo fa da un quarto di secolo, ha raggiunto i 17 centri in tutta la provincia, dove gli ammalati possono svolgere attività dando sollievo alle famiglie, spesso spaventate quando arriva la diagnosi, che segue solitamente un percorso già doloroso. È importante che la famiglia, per evitare di scoppiare, di entrare in burnout, come si dice, sia formata e possa appoggiare sempre a una psicologa di riferimento. Le persone con Alzheimer nei centri dell'associazione possono lavorare con i loro ricordi emotivi, risvegliando attraverso gli hobby, nel rispetto delle potenzialità di ognuno, le loro emozioni e la possibilità di sentirsi apprezzati come individui. I nostri ammalati ballano, cantano, abbiamo creato il coro del sollievo. 40 persone che con la maestra che dice, suggerisce alti, bassi, eccetera, e col leggio in mano, che non leggono perché le sanno a memoria, le canzoni, le loro canzoni emozionali. Abbiamo fatto lo spettacolo per le famiglie e tutte le famiglie ovviamente erano commosse. Questa purtroppo è una patologia subdola che ferisce tanto chi è intorno al malato stesso oltre che al malato, per cui noi ci siamo con loro e proviamo al massimo questa iniziativa a cui chiediamo a tutti quanti di partecipare.